hips so near my face. I'm not a stone, I'm not a rag. You move, I flip, you swing your hips like a cloud. You're like a wave. You can seem so weak, but you take the world. With just a wink, everything is yours. Meanwhile you move, you swing your hips. Oh, I remember silken covered shades. Discretion is a thing that has passed. October's roses have turned into paper, and shadows are just like dirty stains. Blue jeans, hot pants. Sure, you're always sure of yourself. You like to move your hips, show up to all the world. You're a cheeky girl, you swing your hips. Oggi pomeriggio ho da fare. Peccato, mi dispiace per te. Potevamo andare a fare 4 salti a casa di Giuliano. I suoi sono partiti e lui è rimasto solo. Hai visto Alfonso? L'ho visto di fuori, al tavolo. Ci vediamo dopo, eh? Buona l'amica tua. Ciao. Ciao, Blue Jeans. Ma dai, è inutile che ci provi, tanto quella ti manda in bianco. Ma questo... Ciao Alfonso. Ehi, signore! Chi è? Alla macchina! Sì, perché? Mi dà un passaggio? Anna, vieni! Ciao, io vado. Ciao. Ciao. Scusi, Sam, ho Prego. tanta fretta. Le dispiace se viene anche la mia amica? Si figuri, Grazie. no, prego. Andiamo. No, è troppo... Poi mi ha detto, senti, camminiamo. Siamo scesi in fretta ma restati lì. In silenzio, soli, io ti ho stretto, stretto a me. Ci lasci soli? Siamo già arrivati. Ci fermiamo 10 minuti qua, va bene? Per me niente in contrario. Però prima mi fai un regalino. Un regalino? Ah, furbacchiotta, vuoi unire l'utile al dilettevole? Quanto? Vediamo. In che giorno sei nato? Beh, io il 7 di marzo, perché? Dunque, il giorno è il 7, il mese è gennaio, febbraio, marzo, 3. Sì, 3. E allora? Sta buono. Dunque, aspetta, 7 per 3 fa 21. Già, fino a prova contraria. Mi regali 21.000 lire. 21.000 lire. Ti Però, faccio lo sconto di 1.000 lire. Contento? beh, per un bocconcino come te, va bene, d'accordo. Auto sospetta incontrata da Insizza. Controlliamo. Ricevuto. Documenti. Allora, come ti chiami? Blue Jeans. Guarda che non ho nessuna voglia di scherzare. E chi scherza? Come ti chiami? Blue Jeans. E smettila. Ma tutti mi chiamano così. Come ti chiami? D'accordo, Daniela Anselmi, c'era scritto là sopra. Però qui sopra c'è scritto anche che hai 17 anni. Mi scusi, signor procuratore generale, cioè volevo dire, signor commissario, io le giuro su chi vuole lei che io non sapevo che quella ragazza fosse minorenne. Dico, le dia un po' una guardata, scusi tanto, sa, ci sarebbe cascato anche lei, no? E che gusto ci avrei provato a... Già, che gusto ci si prova? Appunto. A fare certe cose con una minorenne. Certo. No, me lo dica lei. Io? E che ne so io, scusi tanto, signor procuratore? Io non so mica niente,
La prende con Portalo me. via. Io sono una persona Portalo perfetta. via. Ma chi è questa? Io neanche la conosco. Ma guarda un po' che roba. Oh. Che tempi. Dove Simpatico. ragione no? Che diceva sempre. Dove vivono i tuoi genitori? Mia madre è morta 10 anni fa. E tuo padre? E chi l'ha mai conosciuto? Tua madre non te ne ha mai parlato? Forse non l'ha conosciuto nemmeno lei. Però qui c'è scritto Anselmi. E non è il cognome di tua madre. Se lo sarà inventato. Mamma inventava sempre tutto. Anche i soldi. Hai una casa? Oh, tante. Tutte quelle che voglio. O almeno quasi tutte. In genere si fanno in 4 per offrirmi da dormire. Lei mi ospiterebbe, commissario. Beh, lasciamo perdere, eh? Oh, ti sei incantato? Mancuso. Prepara una bassa di trasferimento alla polizia femminile in attesa di accertamenti, subito. Agli ordini, dottore. Buongiorno, tesoro. Che ti succede? Hai pochi secondi di tempo per indovinarlo. Vuoi violentarmi, Non sarebbe decente desiderarlo, ma a te posso dire la verità. Non mi dispiacerebbe. Stai correndo dei rischi, Marisa. Accetto i rischi. Scusa, signor. Ma Lupostino ha portato questo. Ma come avranno fatto a pescarmi qui? Dai. È molto strano, una convocazione della magistratura di Roma. Qualche seccatura? Buongiorno. Buongiorno. Un momento. Grazie. Prego, si accomodi. Senz'altro. Sì, ho già firmato i mandati. L'interrogherò in carcere dopo aver ascoltato il test Camilleri. Prego. Va bene. Sì, ci vediamo in aula. Ciao. Mi scusi. Dunque, lei è il dottor Anselmi. Sì. Senta, ha una sigaretta? Qui non si può fumare. Ti prego. Sta buona, Daniela, cerca di stare seduta. Che c'hai, i segreti? E non t'agitare troppo. E l'ho convocata qui proprio in relazione a questo fermo. No, mi lasci finire, per favore. Vede, la ragazza è stata fermata per atti osceni in luogo pubblico e, a quanto risulta dal verbale, è anche senza fissa dimora. E non è ancora tutto. C'è il piccolo particolare che questa ragazza è minorenne. E questo aggrava un po' tutta la situazione, lei capisce, ci costringe ad intervenire d'ufficio e anche con una certa urgenza. Scusi, io non riesco ancora a capire cosa c'entro io con questa minorenne. Daniela, ti dissi di stare seduta.
Uffa. È pazzesco. È inaudito. È chiaro che si tratta di un errore, non può essere diversamente. Io sono separato da mia moglie da 20 anni. E questa ragazzina non ha ancora compiuto 17 anni, l'ha detto lei, no? Potrebbe avere, diciamo, incontrato ancora sua moglie dopo la separazione. No, ma andiamo. No, mi ascolti serenamente. Non intendo mettere in dubbio le sue asserzioni, dottor Anselmi, ma sono ugualmente costretto ad interpretare i fatti secondo la legge. E la legge afferma che un figlio nato da una coppia non divorziata appartiene ai due coniugi, a meno di un disconoscimento ufficiale, cosa che nel suo caso non è mai avvenuta. Ma come potevo disconoscere quella che lei chiama mia figlia se non sapevo neanche della sua esistenza? Posso fumare? Prego. Il filtro. Quel disconoscimento non richiesto a suo tempo può essere ottenuto oggi. Tuttavia, fino alla promulgazione della sentenza, quella ragazza è legalmente sua figlia. Ma per me è una perfetta sconosciuta. Ma non sarà mica quella ragazza di là? Sì. Vabbè, dimostra molto di più della sua età. Comunque non ho nessuna intenzione di occuparmi di lei. E invece temo proprio che dovrà farlo. Dato che sua moglie è morta, dovrà occuparsene lei. Quella ragazza le verrà legalmente affidata. È un'ingiustizia bella e buona. Tutt'altro. Questa è esattamente la legge, dottor Anselmi. La legge. Il pieno, per favore. Grazie. Di un po'. Non potresti stare un pochino più composta? Che c'è? Ti ho forse scandalizzato, papà? Non sono tuo padre e non mi scandalizzo. Certi atteggiamenti mi danno soltanto fastidio. Che ipocrita. Mi dai una sigaretta? No, non mi piacciono queste. Ehi, Che c'è? ho fame. Stammi a sentire. Apri bene le orecchie una volta per tutte. Non sono stato io a chiedere che tu mi venissi affidata. Perciò cerchiamo di sopportarci a vicenda per questo breve periodo in cui dovremo stare insieme. D'accordo? D'accordo, però ho sempre fame. Soddisfatta? Sì, E allora andiamo. Dove l'hai presa? su un tavolo. Dai, sali. Già una donna, un bottone, poi un altro, e la camicia e voilà, vola sopra i comò. E le scarpe più o meno la stessa fine, quelle calze pian piano come hai visto. Oh, Gio! E poi ti Che diavolo alzi in succede? piedi, e quel Devo che fare pipì. avevi non l'hai più. Tra 20 minuti siamo arrivati. A me mi scappa adesso. Guardati giù, E non puoi trattenerti. sei il tuo seno e un po' di più, se un po'. Non te ne andare, ho paura dei cani. Giuseppe Maria, siamo nella storia. Vai, avanti, sbrigati.
Salute, ragazzi. È tutto tuo. No, vivo in questo castello perché ne sto curando il restauro. Il sindaco mi ha dato il permesso di abitarci per tutto il periodo del mio lavoro. Io ho una villa in collina, non lontano da qui. Una villa? Ah, allora sei uno sporco capitalista. Estremamente pulito, compagno. Estremamente pulito. Mamma mia, com'è triste però. Non ci saranno mica i fantasmi. Ehi, dico, ci sono i fantasmi. Ah, 2 o 3. Ecco la frutta, signor. Avresti almeno potuto mangiare qualcosa, no? Non ho fame. È già la 4ª sigaretta che hai acceso. Il fumo non è il miglior sostituto del cibo, che io sappia. Ok, mamma. Va bene così. Non sono tua madre. Se vuoi puoi chiamarmi Marisa. Non siete sposati voi due? Non ancora. Ma andate a letto insieme, però. Ho visto la tua camicia da notte accanto al suo pigiama. O è la camicia da notte della cameriera? Ascolta, Daniela. Ci piaccia o no, dovremmo vivere insieme, almeno per un po' di tempo. E il modo migliore di farlo trascorrere dovrebbe essere quello di sopportarci reciprocamente. Non lo trovi ragionevole? No, lo trovo nauseante. Ma credo che sia inevitabile. Vedo che hai capito. Boh. Che cos'è? Un albero ginecologico? Genealogico, non ginecologico. Quante storie. Ginecologico o genealogico, come dici tu. È sempre la stessa pappa, no? Posso avere 6 uova? 6 uova. Per fare che cosa? Uno zabaione. Cosa ci si può fare con 6 uova? 6 uova. È pazzesco. Mai sentito una cosa simile? Ah! Io devo stare tranquillo. Ma smettila di preoccuparti per quella ragazza. Possibile che io non ti suggerisca idee migliori. Hai ragione, scusami. Ma che fai? Il guardone. Lo sapevo. Ho sempre odiato i pigiama. Personalmente li trovo di cattivo gusto. Ma ho freddo. Chi ti ha detto di prenderlo? Non avevo niente da mettermi. Ma se questo sconvolge la tua esistenza? No, è la tua presenza che sconvolge la mia esistenza, non il pigiama. Perciò ti rivolgo solo una preghiera. Lasciami vivere in pace. Capito? Sogni d'oro. Chiarito il mistero? Era come immaginavo. Aveva preso quella... No, non ti arrabbiare. Buongiorno, signor. Buongiorno. Dormito bene? Sì, grazie. Che ore sono? Le 8:15. Devo svegliare il signore? No, no, no. No, è meglio che riposi. Concetti, Sì, il succo di frutta. come al solito, signor.
Attento a quelle tavole, signor, sono marce. Sì, lo so, lo so. Dai, cammina. Ma puoi camminare? Quanto ci proverai a stare su quei trampoli? Che carini. Daniela! Cammina! Uffa. Ah, ti sei decisa? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vieni. Non ti inchinare troppo. Decido io quello che si deve comprare. Vieni. Buongiorno, buongiorno. 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 Che cosa desiderato? Daniela? Vorrei qualcosa. E che cosa? Delle mutande per la signorina. Di che genere? Genere mutande. Ho capito. Vanno bene queste. Benissimo. Quant'è? 1000 lire. Daniela. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Ferma. Compralo a Marisa. Prendo questo.
Sei soddisfatta? Quando lascerai la mia casa sarai libera di spogliarti e vestirti come meglio vorrai. Ma fino a quando il destino e la legge mi obbligheranno ad ospitarti, tu ti comporterai secondo le mie abitudini, il mio senso estetico Quanto rompi. e soprattutto secondo le mie convinzioni morali. Chiaro? Il discorso che mi hai fatto è chiaro. Le tue convinzioni morali un po' meno. Che cosa vuoi dire? Che stanotte la tua morale era un po' spinta. Ad ogni modo il tuo senso estetico oggi te lo sei dimenticato. Te l'immagini qualcuno con queste mutande? Perché? Cos'hanno? Sono mutande molto decenti, no? Ma le mutande non devono essere decenti. O nessuno te le vede e in questo caso la decenza non serve. O le indossi per metterle in mostra e allora è proprio il caso che siano indecenti. Sbaglio? Beh, adesso smettiamo di parlare di mutande. Domani do un party al castello. Però mi sorprendi, sai. Mica ti facevo un tipo capace di dare pure un party. Che poi sarebbe come dire una mucchiata. Comunque io ci sto. Fichissima. Senti un po'. Un party non è una mucchiata e tu dovrai comportarti come si deve. Oppure resti chiusa in camera tua. Scegli. Questo è uno sporco ricatto. Ho scelto. Allora? Crepa. Quella ragazza è una tua parente? Signor, va bene. Una lontana parente, la figlia di una cugina di secondo grado di Carlo, ma sai, i gradi di parentela non sono mai stati il mio forte. Scusa, signor, è un Martino? No, grazie. Grazie. E Gianluigi con gli studi come va? Non mi posso proprio lamentare. Pensa che l'altro giorno... Signor, qualche cosa? Ce l'ho già. Ho preso un treno... Avvocaccio, facciamo goccetto? Ma non lo vedi che sto bevendo? Scusa tanto, c'ho ragione. Dì, è sempre così svanita. Qualche volta è anche peggio. Non fa che riempirmi di succhi di frutta. Vitamine. Come ti stavo dicendo, questa tegola mi è capitata fra capo e collo. Come potevo mai immaginare che mia moglie avesse avuto una figlia? Chissà da chi, poi. A questo punto io voglio subito il Va disconosciuto. bene, stai tranquilla, non ti agitare. Cercherò di fare il possibile per fartelo ottenere al più presto. Non so quanto ancora potrò reggere a questa situazione. Dai, su, non ti agitare così. Beh, allora? Noi andiamo in giardino. Ah, sì, veniamo subito. beh. Vi raggiungiamo. Devi cercare di stare calmo. In fondo dico, tua figlia. Come mia figlia? No, volevo dire, quella ragazza della quale parlavi. Vabbè, non è poi un castigo di Dio. E poi, i giovani. Sono giovani, mio caro. Mario, non finirai mai di stupirmi. Sì, sei un bravo avvocato, questo lo sanno tutti. Oh. Però adesso anche filosofo. Dai, Carlo, non devi farne una tragedia. Ma insomma, cosa vuoi dire? Che una ragazzina di 17 anni a un certo momento... Ma cosa vuoi che sia, Cleopatra? Ti auguro di non saperlo mai. Bravo, Ma non ci doveva essere anche una certa Daniela? Purtroppo temo che non potrà raggiungerci. Le è scoppiato un terribile mal di testa, poverina. Ma quella chi è? La Vispa Teresa? Ci ha messo l'anima in quel pezzo. Mario, ti prego, tirami fuori da questo edificio il più presto possibile, altrimenti io scoppio. Sta tranquillo. Scusa un momento. Buonasera. E questa è Daniela, una mia lontana parente. Ho già spiegato tutto, Carlo. Franco era impaziente di conoscerti. Ciao. Avete tutti da bere? Senti, ma quella lì sarebbe Cleopatra? Perché? Ma così, dicevo, ecco... Però...
Ma non avevi mal di testa, tu? Mal di testa? Mai avuto in vita mia. Molto carina. Bella, davvero un amore. Cosa fai nella vita? Studi? Come passi il tempo? Batto. Già, batte a macchina le relazioni di suo zio. Ed è anche veloce. Non so quante battute raggiunga al minuto. Per me è splendida. Vieni, lasciamo i grandi. Gianluigi, vieni anche tu. Ma dove vanno? Ma cosa vuoi, sono ragazzi? Sono imprevedibili. Che strani i ragazzi di oggi. Pensano solo a se stessi. Io invece li trovo così affascinanti, così spontanei, così veri. Ah, se potessi tornare indietro. Sentila, e che faresti? Di fagotti ridicoli ne ho visti tanti, ma tu li batti tutti. Ti sei mai guardata allo specchio? Piantala, Gianluigi. No, no, lascialo parlare. Allora secondo te io non valgo niente? Pochino. Sei un idiota, sono i vestiti che non funzionano. Anche senza non sarebbe un granché. Tu credi? Vuoi fare una scommessa? Ma certo che la faccio. Ma che diavolo vuoi fare? Spogliarti davanti a questo sgorbio? Tu sta zitto. Quanto? 20.000 lire. È andata. Avanti, spogliati. Non qui, stupido. Vuoi che ci vedano tutti? O succo di frutta? Andiamo. Bevitelo tu. Va a letto, mostriciattolo. Carina, Daniela. Trovi? Gelosa. Forza. E allora? Vedi quella finestra? Quella con la luce accesa? Sì, Sì, ok, la vedo. Beh? da qui sopra. Puoi vedere dentro la stanza. Io entro in casa e mi spoglio. Così puoi guardarmi come ti pare. Va bene, sbrigati. Un momento. C'è una condizione. Quale? Che ti spogli anche tu. Io? E perché? Per rendere la cosa più eccitante. Io me ne sto lì nuda e penso a te senza niente addosso. Non ti sembra molto erotico? Per niente. Ma sei un cretino, è come telefonare a una ragazza facendosi le cose. D'accordo, ma io preferisco rimanere vestito. Deciditi. O così o niente. È un periodo bellissimo. Adoro il romanticismo. Dov'è Gianluigi? È sugli spalti a vedere la cameriera che si spoglia. Cosa? Se ti prendo... Cosa facevi laggiù? Ti stavo ascoltando. Ti piace? Non lo so. Che cos'è? È il Chiaro di Luna di Beethoven, un musicista vissuto circa un secolo fa. Volevi molto bene a mia madre. Perché me lo domandi? Perché lei non te ne ha voluto affatto. Lo so. Diceva che eri un rompiballe. E anche un po' matto. È vero. Io dico che matta era lei. Devo confessarti una cosa. A me? Mi è stato consigliato di mandarti in collegio fino al disconoscimento.
È una brutta parola. Suona come divorzio. Fa malinconia. Adesso non ne parliamo più. Sai piuttosto che abbiamo un invito per domani? Hanno invitato pure me. Certo. E mi porti volentieri. Lo giuro. Accidenti alla pioggia. Oh, Ciao, carissima. come stai? Ciao, Bene. Mario. Su, accomodati, prego. Ciao. Ciao, vieni. Daniela, non vieni? Arrivo! Salute a tutti, eh? Ciao. Buonasera. Il tavolo verde è pronto. Però, Ti piace? Bella. Di chi è questa casa? È mia. L'ho affittata all'avvocato Mauri. Che stronza la mamma. Daniela, modera un po' il linguaggio. Ciao, ciao. come va? Bene, grazie. Già con le carte in mano, Alza, per favore. Avete messo tutti l'invito? Certo. Io l'ho messo. Anch'io. Apro. Va bene. Ci sto. Anch'io. Carte? Una. 2 a me. Tu quante, Marisa? 2. 2. E una per me. Mille. 4.000. Per 2 assi tante storie. Beh, non si può più neanche giocare, passo. Ma dove vai adesso? Scusa, Carlo, senti un po'. Cosa c'è? Se permetti, io insisto con il consiglio che ti ho dato di metterla in un collegio. Io non perderei tempo. E il fatto che la ragazza viva con te, vedi, potrebbe costituire un elemento negativo per qualsiasi eventualità. Ma che diavolo vuoi dire? Io non ti capisco. Carlo, ho parlato solo di ipotesi, guarda, ipotesi che io, non vorrei nemmeno considerare, ma se tu venissi improvvisamente, diciamo, a mancare, facendo i debiti scongiuri, quella ragazza erediterebbe tutto, Lo sai che non ci avevo pensato. E come no? Carlo, vuoi venire a giocare? Scusa. Prego, prego. Scusatemi. Vieni su. A me? Sì, a te. Dai, vieni su. Ti devo parlare. Sì, ma Ho detto che ti devo parlare, vieni. Scusate. Alza. Oh, ma smetti! Ma chiuditi subito, che cosa fai? Ma dai, ma non facciamo sciocchezze, ma che cosa vuol dire? Ai! Oh, no, lasciami stare! Ma dai, smettila, su! Aiuto! Ma ti ha dato di rompere il cervello! Senti, dove vai? Ma, senti, ma che fracasso! Ma che succede? Chiedilo a lui. E a me? E cosa c'entro io? Io non ho ancora detto niente, ho chiesto solo che cosa è successo. Ma niente, non è successo niente, ha fatto tutta questa testa bacata. Perché sei in quelle condizioni? Lui mi ha messo le mani addosso. Io È ti ho vero? messo... Ma vaffa... Ho capito. Non hai capito niente. Marisa, andiamo a casa. Scusate. Ma figura. Daniela, vieni. È inaudito. Ma dai, Carlo, non fare il bambino. Su, vieni a giocare. Ecco, il pomeriggio è bruciato. Ma che razza di stronzo! Peccato, poteva essere una bella serata. Chi l'avrebbe detto che anche Mauri potesse perdere la testa per una ragazzina? A te non capiterebbe, vero? Tu sei un uomo tutto d'un pezzo, dalla morale limpida e cristallina, il grande morigeratore, tutto casa e famiglia. Figuriamoci. Non capisco perché sei così arrabbiata. Dovresti saperlo. Non vai, vero? Non molto.
Peccato, vorrei poterti aiutare. Neppure tua madre ci è riuscita. Deve essere bello se un uomo può dire di una donna: quello l'ho fatto perché lei mi è stata accanto. Sarebbe uno schianto. Un che? Uno schianto, una cosa meravigliosa. Succo di frutta. Ma sei fissata. Devo esserti sembrato odioso, di la verità. No, assolutamente. Solo che non ho capito perché ce l'hai tanto con me. Non sono mica stata io a decidere di venire qui. È vero. Tu non hai nessuna colpa. Vogliamo fare la pace? D'accordo. Col cuore, con la mente e con tutta me stessa. Amici per la pelle, ok? Ok. Ole! Che torero da strapazzo! Vorrei vedere te al mio posto. Marizia, perché non tocchi le corna alto? Porta bene. Coraggio. Fossi matta.
Ho sempre avuto paura delle corna. Aspetta, che ci vado io. Brava! Aiuto, Carlo! Mi sta guardando male. Ho paura a muovermi. Un momento, arrivo! Oh. Ecco, sei salva. Grazie. Ah, Marisa! Grazie. Che uomo coraggioso sei. Sei un duro. Che vuol dire? Che fusto, ragazzi. Carlo, ti vorrei parlare. Eccomi qua. Di pure, vi ascolto. Io ho detto che vorrei parlare con te. Uffa, Daniela, vai via, che i colombi hanno dei segreti. Ti stai comportando in modo strano. È buffo, mi hai tolto le parole dalla bocca. Non capisco. Che intenzioni hai con questa ragazza? È una domanda inutile, lo sai già. E delle pratiche chi se ne occupa? Se non sbaglio sei rimasto senza il tuo avvocato. Ce ne sono migliaia di avvocati. Ne prenderò un altro. Quando? Domani, dopodomani, che importanza ha? Per me ne ha molta, esigo una risposta precisa. Quando? Ci penserò. Marisa. Tu stai sbagliando. Io sto sbagliando. Sono abbastanza adulta per accorgermi di quello che accade intorno a me. Non voglio assistere alla tua capitolazione, preferisco andarmene prima. No, Marisa, tu non te ne andrai. Ad un solo patto. Quale? Che quella ragazza se ne vada domani. Ma è una pazzia. Daniela è soltanto una bambina. Soltanto una bambina. Ma che importanza può avere per noi? Ah, per me niente. Ma per te che cosa rappresenta? Marisa. Rispondimi, rappresenta qualcosa? Ma niente affatto. Cosa vuoi che me ne importi di quella ragazzina? Ripetilo con più chiarezza. Va bene. Daniela non rappresenta niente per me. Soddisfatta adesso? Veramente? Lo sapevi già. Sì, ma lei no. Adesso siamo pari. Daniela! 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 Non scappare! Ascoltami! Daniela! 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 Ti prego. Su, vieni a casa. Vieni. Daniela! Daniela, non fare così. Per favore. Ma non sarai mica impazzita! Vieni. Daniela. Non puoi restare lì tutta la notte. Ti prenderai un malanno, è umido. Tanto peggio. Vieni giù. No, Daniela, non avevo intenzione di dire quello che ho detto. ma l'hai detto. Era solo per far contenta Marisa. Mi manderai via domani. È così. Ne riparleremo. Allora non mi muovo. Per l'ultima volta, scendi! Giura che non mi manderai via. Ma non capisci. Se non giuri, io non scendo. E va bene. Giuro che resterai. Oh! Adesso sì, aiutami. Andiamo. Adesso mettiti a dormire. Domani ci penseremo. Buonanotte. Buonanotte. Marisa.
Marisa! Ma che ti prende? Apri, Marisa! Marisa, dai! Marisa, ti prego. Cerca di ragionare, parliamone con calma, ma apri! Mi senti? Marisa! Ascolta! Apri, parliamone! Ragioniamo da persone adulte! Ciao. Ferma così, Daniela. Mi sembra un sogno. Sei bellissima. Ho perfino paura che tu non esista. Che peccato. È una vergogna. Siamo un popolo di artisti, ma anche di grandi cialtroni. Guarda in che stato di decomposizione si lasciano questi affreschi. Attenta! Su, Daniela, calmati. Su, calmati. È tutto finito ora. Grazie, ti sono veramente grato. Mi chiamo Carlo Anselmi e questa è Daniela. Sergio Prandi. Un sistema originale per presentarsi, vero? Ma cos'è? Hai perso la lingua, giovanotto? Ti chiedo scusa, non avevo capito. Comunque spero di poter ricambiare in qualche modo. Sei di queste parti? Ah, di passaggio, allora. Dove abiti? Ti piacerebbe stare un po' di tempo su al castello? Se vuoi posso sistemarti lì per qualche notte. Puoi considerarti il nostro gradito ospite, d'accordo? Ah, signorita, forse lo caricate? Ma dammi qua, questo è lavoro mio, no? Ste cose le devo fare io. Quanto sei antipatico. Tanto non scappi, signori. Prima o poi lo devi posare all'osso, eh? E allora? Signor, ma lo vedete
questo? Si fa il bucato da solo, io che ci faccio qua? No, lasciala fare, altrimenti si offende. Senti un po'. Tu cosa fai nella vita? Lavori? Studi? Scusate. Ah, stai all'università? E che facoltà? Matematica. Ma lo sai che ti spieghi benissimo. Senti, scusa, è molto tempo che hai perso l'uso della parola? Ah, quando eri piccolo. Ah, un incidente d'auto. Levami una curiosità. Come fai ad affrontare gli esami? Signor, volete uno succo di frutta? No, dopo. Allora Sì, vai, caro. Come fai ad affrontare gli esami? Già. Senti, se ti trovi bene con noi, puoi restare. Potrai aiutarmi a stemperare i colori nel mio lavoro. Ti offro in cambio vitto e alloggio e te ne andrai quando vorrai. Mi sembra equo. Tu che ne dici? Come vuoi tu. D'accordo? Allora, affare fatto. Che cosa vuoi? Secondo te cosa si può volere dalla principessa delle mignotte alle 3 del mattino? Che ti è saltato in testa di fare il muto? Io sono un tipo di poche parole. Sai che da quando hai rimediato un padre le mie entrate sono calate. In the colorless sky, were my soul full of shame, then you have to believe that 10 years a night is not enough for me. Sei tenuta in esercizio in questo periodo, eh? Cosa intendi per esercizio? Non mi direi che hai fatto la verginella con il babbo. Non c'è stato niente fra noi. Niente. Chiaro? Non volevo mica offenderti. Che cavolo ne so io? Ti guarda in quel certo modo. Gli stai tirando la calzetta per caso? Sono fatti miei. Nostri ora. Ci sono anch'io nel gioco. Io non sto giocando. Pianta la blue jeans. Con me certi atteggiamenti non attaccano. Mi sono informato. So che non è tuo padre, ma che risulti sua figlia, che ha un mucchio di soldi e guarda caso non ha altri parenti. Tra poco non avrà neanche me, sta per disconoscermi. Se gliene daremo il tempo. Ora vai, riprenderemo il discorso poi. E tu sai benissimo che non scherzo. Lo so. E continua a essere gentile con il babbo. Però è in gamba quel ragazzo, eh?
Scusate, signor, non ho resistito. Me la sono fatta pure sotto. Scusate, io me ne vado. Ciao. Ce n'hai messo di tempo, eh? Prima non potevo, non mi lascia mai sola. Che sta facendo ora? Legge. Allora? Sei proprio deciso a farlo? Certo. E se io gli dicessi tutto? Affretterebbe le pratiche e tu ti ritroveresti nuovamente sul marciapiede. E poi non ti crederebbe. D'accordo, ma tieni presente una cosa. Io voglio entrarci il meno possibile in questa faccenda. Tu lascia fare a me. Non ti preoccupare, basta che me lo tieni occupato per un po'. Il tempo necessario per smuovere le tavole della passerella. Capito? Ma se qualcuno, la cameriera per esempio, passasse di là? Ah, la cameriera ha paura solo a guardarla, quella passerella. E il tuo caro babbo è un abitudinario come tutti i barzotti. Ogni mattina va sugli spalti a fare la passeggiata. Fa sempre le stesse cose e lo stesso percorso. E quando sarà sulla passerella, le tavole che sono vecchie e marce cederanno e lui si sfracellerà nel fossato. Non se ne accorgerà neppure. Un bel volo e noi ereditiamo un sacco di quattrini. Che ne dici? Perfetto, no? Come farò a tenerlo occupato per tanto tempo? Come farai? Ma che c'hai qua dentro? Ti sei imbecillita? Hai detto che con lui finora hai giocato pulito, esatto? Beh, sporca tutto con un colpo solo. Tu sei maestra in questo genere di cose. Hai un talento naturale. Cosa fai lì al buio? Con quell'aria triste. Non ho mai visto un caminetto acceso. Cercavo di immaginarlo. Beh, a questo si può rimediare subito. Basta un fiammifero. Perché hai lasciato che Marisa andasse via? Non lo so. E preferirei non parlarne. È stato per causa mia. Temo di sì. Hai detto temo. Se è così, mi dispiace. Beh, io mi sono affezionato a te. E alla mia età, sai, è piuttosto pericoloso. Non sono più un bambino. Però, sciocco come un bambino, lo sei. Il ghiaccio? Dov'è il ghiaccio? Concettina! È inutile che la chiami. Le ho detto che poteva andare al cinema. Volevo restare sola con te. Non scherzare. Io ti voglio bene. Io ti amo, Carlo. Daniela. Concettina. Buongiorno, signor. Buongiorno. Si è dormito bene? Sì, benissimo. Ecco qui, il signore è servito. Molto bene. Grazie.
Grazie. E la scatoletta, signor? Succo di frutta? Come al solito. Subito. Grazie. Fermati! Carlo, Che c'è? mi sembri un sogno, sei bellissimo. Io? Sì, Ma vuoi prendermi in giro? no. Non muoverti! Carlo! Ma dico, sei impazzita. Ti amo. Pazza. Ecco che cosa sei, pazza, completamente pazza. Solo una stronza poteva comportarsi in una maniera così idiota. Eravamo lì, a 2 passi dalla fortuna. Ho avuto paura, Sergio. Non ce l'ho fatta. È stato più forte di me. Era una carognata quello che volevi fare. Che c'è? Un nuovo sistema di persuasione amichevole. L'ho rubata dal cruscotto di un'auto. Bella, no? Ho deciso di andarmene. Non ti credo. E perché no? Tanto che ci sto a fare qui. Ormai, oltre a un padre, hai trovato un amante e coi soldi. Lasciami in pace. Prima te ne vai e meglio è. Buon viaggio. Potresti anche salutarmi alla vecchia maniera. Niente da fare. È una questione chiusa ormai. Beh, non dovresti parlarmi così. Hai forse dimenticato che siamo stati amici per tanto tempo? Siamo stati, ma adesso non più. Veramente pensavo che per l'ultima volta il vecchio è fuori con la macchina. E non credo che tornerà presto. Sta fermo. Dai. Non voglio. Lasciami. Wow. Lasciami! Mascarazzone! No! Ti ho detto di lasciarmi stare! Sta fermo! Aspetta! Ti spiegherò tutto! Non è come pensi tu! Lurido imbroglione, farabutto! No! No! Io ti ammazzo! Avranno sentito i colpi. Dobbiamo fare qualcosa. E non stare lì impalata come una stronza. Dobbiamo fare qualcosa. È crepato, amen. Bisogna lasciare la situazione. È lui che voleva violentarti. E tu hai sparato per difenderti.
Raccogli la pistola e impugnala. Così ci saranno le tue impronte. Legittima difesa. Mi senti? Mi senti, per Dio? Sì, è stata legittima difesa. Così nessuno ti potrà condannare. Stringila bene. Forza, con più forza. Stringila. No, che fai? Guarda che carica. No. Stai attenta. Sta attenta, cretina. Metti giù quella pistola. Che vuoi fare? Dalla a me. Io sono tuo amico. È carica. Dalla a me. Daniela ragiona. Fermati, Daniela. Fermati. Jeans, hot pants. Why'd you move your hips so near my face? I'm not a stone, I'm not a rag. You move, I flip, you swing your hips like a cloud. You're like a wave. You can seem so weak, but you cheat the world. With just a wink, everything is yours. Meanwhile you move, you swing your hips